Se stai con la tua fidanzata o con tua moglie e malauguratamente ti scappa un pirito rumoroso, nella maggioranza dei casi la tua dolce metà esclamerà testuali parole. Wow, fai proprio schifo. Anche se è straniera e non parla il napoletano, è proprio quello che ti dirà. Believe me. Poi dopo che tu avrai riso da solo e ti sarai giustificato dicendo e vabbè, mi è scappato, ma che aveva fatto? Lei ti dirà dovevi andare in bagno. Mo lei non capisce che uno non è che a ogni pirito che fa deve andare per forza in bagno. Se così fosse, i passasse buona parte della vita mi chiuso da nucess. E non mi va. Già noi esseri umani trascorriamo un terzo della nostra vita a dormire, quindi perché perdere altro tempo? Aiutami anche tu in questa battaglia intitolata Un pirito per la vita e speretea davanti alla tua donna in segno di protesta dal 6 all'8 marzo in tutte le piazze aderenti a questa iniziativa. Non ti far mettere la ciaccarella in testa e fai sentire la voce del tuo culo in segno di protesta. Per info contattaci sul sito www.unpiritoperlavita.it oppure .com, come vuoi tu, a basta che fai un pirata.